questo convegno, questa l'amor di Sisa di Francesca, e Francesca non sa così santo, dato che una cosa non lissono Giarmino, Sallilla, Saviola, Girano, la si tanto cantata, e che non mi scrivimo il suo libro in copertina, a Sonala e a Satera. È stata una bella trovata. Fino a tenerne conto che Sallilla, Saviola, Girano l'hanno cantata in tutto il continente di Somone. Abbiamo cantato in tutto. In tutto e non l'hanno richiesta. Hanno cantato su Salvita, questa Sardegna, non l'hanno mettita sempre. Sallilla, Saviola, Girano, finalmente a te che hanno fatto. Pensate che questo è stato la prima registrazione che abbiamo fatto, che l'abbiamo fatta in Cagliari, dai Pissi. E questa registrazione a narrare dei questo Pissi, so che non è inciso la scanto, dopo un paio di anni non sono nato. Il vostro canto è stato il più apprezzato, è stato il più venduto, il vostro come anche il coro di nuovo. Quindi fra non molto vi chiamerò e vi darò un premio. Non si l'ha visto però di premio. Ma non l'ata anticipato che non devi dare un premio, caiti su nastro che tanto si è già a base di nastro. Su nastro è stato veramente elignato in tutto. Io voglio tornare un po' dai Secus, in Asaka, in ho questo libro, questo scritto io commenti a poco sul manoscritto, ma voglio tornare a narrare, finalmente sa canto non a comporare sul libro, ma deve scrivere come capito io questa poesia. Però penso che qualcuno che sa commentare che il suo libro deve essere scomporato, non lasciato che ne è comporato. Quindi questo cale che gli ha scritto che in Olbia ha bagliato un miss che suo poeta cinico, che sono laiata Gabino cinico. E a forza di telefonata sono riuscito a sapere poi questo zio Gavino su cale che mi ha risposto: guardi, mi telefoni fra una settimana e poi vediamo. Siccome che visti questa poesia, questo manoscritto che sono stato parissos annos e la poesia non era e del Veneto zio Gavino si era anche grande. E quindi viti su dubbio e la storia da andare. Bene, zio Gavino, Don Simanzano, si è chiata, sa passata in Olbia, che si udobbi di Villoe, Giorgio Carsetta, che si udobbi, che sa passata. E l'ha domandato: ma tu conosci per caso Daniele Coscello di Bitti? E si udobbi che nemmeno mi conosce, ma quello che ha cantato noi, sì, proprio quello. Daniele, che è una persona seria, e poi ripeto, non mi conosce. Quindi mi ha risposto egli che la spiega. Sono andato anche alla casa, che su parte, Geo, Torro, Domenica Chini, io ho quella storia. Me la saputo copiata e tornata a Sio Gavino. Sio Gavino mi ha dato
Bene, arrivato a questo punto, io con te ci conto tanta e tanta fiducia. Ora lei mi deve dire io cosa ne posso fare di queste poesie. Se me lo chiede io gli indicherò la via. Cosa ne posso fare? Allora, suo babbo era di vita. La sua opera deve ritornare a vita. Il posto giusto è di donarle alla biblioteca comunale. Ma siccome la biblioteca comunale non è ancora attiva, costruiti a Savine dessa, sono 80, quando sarà attiva la chiamerò e lei donerà queste poesie alla biblioteca. Bene, la biblioteca si tratta in attività sul 1994. Io subitamente telefono a Silvio Gavino, a Silvio Gavino si è chitannato a Codala e Riva. Quindi, siccome che Saissa non fidi a culo da miliardare, che potiamo fare che Sabine che hanno fatto usare via che sono venuto a Sabissi e io sono virato al mare e ben di tornare su me la sinchera piare. E poi non queria più che in questo caso che ne buono libro gli obbligati a suinare e quindi lo fidusti sono così via. Se io capito per la poesia a te non ti interessa solo il tuo mano, quindi io neanche sono più pare ti piace a me, va bene, gli accordi sono così. Quindi, in esobirato, però, io un brutto concetto di Saissa, stava visto in opera maloso. Questi stili mi sono pensato, ma quasi che vi devo tornare a tramare questa donna di Cimini. Non si è attivata una terra poesia fino a matato, si ho capito. Bene, mi ha risposto questa Emina. È andato poesie, non ne abbiamo altre noi, e così via. E quelle che avevamo le ha prese una signora che non so neanche come si chiama questa signora e non sappiamo neanche di dov'è. Bene, queste poesie non sono rientrate più. Quindi ci è stato un lite su questa bella persona, io questo voglio suonare, a questo che costa i disegnati, questa pubblicazione che vi sono tutto quanto, sono manoscritto, sono bisogno i disegnati ti sapò chiunque sia, non si neanche nulla, fa una via che si pone e abbiate qualche cosa, e naturalmente, ma tu questa sposia che sa uratas, che sono furatas, hanno uno, vedi una cosa, vi la danno e non vi la tornata, e scommente che vi che la fa. Trattando queste poesie, io ho cantato tantas, quintinas e quintinas proprio di strofas che non fini con notas. Non fini con notas in suo senso che non si potevano cantare. Che non sono poesie a passo costante. Sono poesie, per esempio, sittinas debattono sittinas, debatto settenario, anzi si nata, batto settenario e trese pendata sera. Quindi non si possono cantare, la esposizione deve essere a passo costante, deve essere, poi la si può cantare. Quindi questo non fine con notas, fini con notas per questo motivo chi è comporaiata queste poesie la scomporaiata per la cantare. Questa magari la leghiano, ma la lasciano a un anno, non hanno valore e sono grandi, meta valorose poesie, però non sono state calcolate, che non si potevano cantare.
Ecco, io a questo punto mi pare di aggiungere poche cose, ma però volevo apposegnato qualche cosa in occhio del teleghe. Allora, intanto Cimino invece connoto come uno poeta di poesia abbiamo. E non plus. Altre poesie non hanno nata da innanzi, hanno fatto un pacco di giri. Sas poesias ziete, essas combattentes, commente veramente l'unico canto satirico che hanno fatto. Però hanno vissuto. Che secondo me, sul canto satirico si è superato di se stessi. Canes, corvos, astores e strias, accudite che molto questa misura. E smorto, me saluto l'appuito che mi avrito steso il suppamento. Mentre siamo impare col suento, l'ultimo mulio usoso e sperdito. Pare con un bramale scrittrido perché serve canvas de sarmento, un aranzolo privo di alimento che intanto spare sa figura sola, poi scontate. Come interfatto, s'aranzolo, a stare tentando che ne mannecare, a luidere a via con misura. Ecco, ma Cimino non si è fermato su scanto d'amore, non si è fermato su scanto satirico o dei suoi combattenti, ma Cimino seste veramente interessato del suo diluvio universale. Io non ve l'ha posto in dubbio. Su quale che è nata sa storata. Si vidi universale sul diluvio, non si muove sa terra e noi stiamo. Pensate un po'. Che mancano le prime schimbe ottavas. Totale e tempestoso un momento in ogni parte visto nel mondo intero, che vedi un universale sul flagello distrutto d'ogni regno e d'ogni impero, abba da uno satiro emisfero, tutto uguale, tutto un livello in scena, che non pinta su pinzello mare senza reparo e senza spunta. Dunque, se in ogni luogo ha superato sabba d'ogni alta vetta in ogni monte, tale che questo mondo si è smudato a un'isfera d'abba in suo orizzonte, ma miruan sosoios dai fronte se questo è svero e non sesti sfasciato, ma quale suo reparo che ha fermato tanta sabba in tanta barabonda? E proseguite. Ma si sono astros in su firmamento sono da eduar forza reguladas e pro no essere squilibradas volume e pese regolare antento, certo che la san bene inquadrata s'accudo che risaltato movimento, sa scienza ha fatto esperimento che si statica e logica profonda. Pensenne che le manna immensidade che le peso tant'abba accumulata, però che le legge, i scienziati sunate sa terra non si sia mai spostata, commente se smantessa è restata in sul centro di sua gravidade, aiuatemi, voi sì, aiuate, chi pro no appo, samente ti punta. Pro sos vulcanos, ite a papenare, in quest'opera ancora innumerata. Come t'han fatto per si reparare a tutto, non son morto, e tutto non son mortos o negatos. Pessi Noè, che lo sarà avvisatos non che fenne sarazza esterminare, pro su podere, su tempo preparare in suo cratere dell'alba una gronda. E però a tant'abba con reione si stomaco
di immenso ardente fuoco, di via fagere indigestione non vida men connota ma in luogo, s'abbaresa vapore senza sfogo in alta e mostruosa tensione. Ma sos vulcanos a distedo anvida fumana e cazan fuoco a piaghere in pace salva si lana imbullida senza ponne reparo in suo cratere d'osservare d'ognuno es volumeres a terra chi no es manco cammida non solo ma disposta è stata rivida a poter ispirare esa seconda si vide universale su diluvio non si muove sa terra e no stunda. Arrivata Savigny, ringrazio l'amministrazione comunale, prima cosa che ci ha aiutato a fare questo libro. Ringrazio Antioco, suo tipografo che ci ha fatto un libro sul libro. E Antioco non fitti in condiciones di tempos per non lo hackere a questo periodo. Però che in tanto sacrificio devo sacrificare tanto e bene stessa non lo hackere e non l'ha fatto. Grazie Antioco. Ringraziamento a Francesca Sovremera che si è prestata a non fare questa copertina, come pure a Michele Romero, a Giorgio Pacifici, a Boisi, in modo particolare a Boisi che in tanta attenzione, che in tanto di interesse ha stato ascoltato questa parola di Natalino e Bagherini. Megas e di suo tenore. Però non quemamos que le portaqueremos un altro canto. Grazie.